adesso siamo a parlare di una pianta che è definita pianta sacra. Quando Sauro prima fuori onda mi ha detto l'issopo, la piantina di cui andiamo a parlare adesso, è chiamata pianta sacra, ho detto beh certo, favoriva il matrimonio, mia mamma penso che abbia anche lei disseminato il balcone. In realtà non è per questo. Pianta sacra perché l'utilizzo classico, sembra tramato nel tempo, sia legato alla sua infiorescenza. Qui si vedono in parte, sono infiorescenze unilaterali e, secondo la Bibbia, viene citata diverse volte per l'uso dell'issopo come aspersorio, come questo strumento che serviva per le benedizioni. Ecco qui un po' il legame. Secondo alcuni autori e altri studiosi, l'issopo non è mai stato trovato rinvenuto spontaneo nei paesi asiatici, arabi, a Israele, eccetera. Qui Betlemme e altri ancora. Di conseguenza allora c'era una pianta differente. Però questa è la tradizione. L'issopo nei secoli passati è stato diffuso per lungo tempo proprio con questa finalità, questa funzione, quella di aspergere, di benedire al posto dell'aspersorio classico di adesso, proprio per questa conformazione particolare del fiorellino. Provate a darlo in testa al fidanzato a vedere se vi sposa, perché la regina d'Ungheria a me la conta giusta, fate anche così. Chissà. Però intanto questo fiorellino è molto bello, è sicuramente gradevole. Quando poi è in piena fioritura la pianta sembra quasi una lavanda, il suo colore è fantastico, blu, violetto intenso, ma ci sono anche delle cultivar, delle varietà differenti, hanno altre colorazioni, alcune sono roselline, altre sono bianche, bianco roseo, Ci sono blu anche quelle intenso. blu? Sono blu, blu violaceo, sono belle, sono Rimaniamo in tema, eh. esattamente. Poi ci sono, ecco, sono piante anche decorative ornamentali. A me piace molto questa pianta, soprattutto per il fatto che riesce nell'arco dell'anno a fare due fioriture, una prima bella, intensa, rigogliosa in giugno, mediamente, e poi una seconda tagliando i fiori, intervenendo con potature, più tardi siamo circa nell'autunno. Questa fioritura ugualmente intensa e rigogliosa. Ora, al di là del fatto che è una piantina a favore del matrimonio, insomma, che favorisce il matrimonio, probabilmente avrà degli usi minori che non siano questi, no? Il classico impiego che oggi si fa di questa pianta è usare la pianta, le sommità fiorite, la porzione epigea con i fusticini e le foglie in preparazione di tisane e di infusi. L'olio essenziale è molto impiegato in liquoristica, nonché in macerati per l'aromatizzazione, preparazione di bevande. E ancora si usa per varie patologie respiratorie, bronchiti, tossi. In cucina sembra l'uso del fiorellino e della foglia quello di aromatizzare il pesce. Il sapore dell'issopo non è gradevole come altre erbe, come la santoreggia, come le classiche aromatiche, il timo, la cipollina, però sono ugualmente impiegate, indicate per determinati abbinamenti. Poi l'issopo è la pianta, anche questa molto rustica, abbastanza resistente, mediamente longeva e si adatta facilmente ai vari ambienti. Essendo pure questa una labiata, vuole ambienti abbastanza asciutti, abbastanza esposti, una buona esposizione alla luce, una buona calore, buone temperature, evitare gli ambienti in ombra, la penombra o comunque ancora le zone più fredde. D'inverno va in riposo, quindi sembra completamente morta, completamente spoglia e riprende a vegetare. Andiamo a vedere com'è interrata, che effetto fa. Perfetto. Issopo o issopo, le proprietà di questa pianta come sempre illustrate dalla nostra amica Valentina, la nostra erborista. Allora, l'issopo è una pianta che viene citata anche nella Bibbia come simbolo e esempio di purificazione. Anche il re Salomone era solito aspergersi con foglie e fiori di issopo proprio per purificarsi, e anche i templi di un tempo venivano purificati, comunque passati con fiori e foglie di issopo proprio per purificare e tenere lontano l'ebbra. Infatti viene usato proprio con questa indicazione anche per purificare la pelle. L'olio essenziale di issopo ha proprietà antisettiche e disinfettanti, quindi anche in caso di cicatrici, piaghe, infette ha proprio un'azione cicatrizzante favorente la guarigione. È molto gradevole anche come profumazione, tant'è che viene usato anche nell'industria della cosmesi.
Finisce qua il nostro Sì, issopo? diciamo che Più più sane e che più belle altro con l'issopo? È il nuovo anche slogan? proprietà digestive, aperitive, perché comunque ha un sapore amarognolo che aiuta e favorisce tutte le facoltà digestive. Allora, se avete problemi a digerire, fatevi un infuso di issopo. Sì, si può fare un Infuso infuso di coi issopo. fogli. Diversamente, cospargetevi di olio, di tintura madre, di O anche creme. nell'aromaterapia, sai, qualche Ah. goccia di olio essenziale nel calorifero che mettiamo vicino al termosifone, nei diffusori per ambiente, anche questo permette di beneficiare delle proprietà dell'issopo. E comunque di sicuro non prendete la lebbra, anche se fortunatamente adesso gli scherzi lasciano il tempo che trovano, non è più una malattia endemica del nostro paese. Grazie, Prego. grazie Valentina, grazie a voi. E allora Sauro, dalla serra ci siamo spostati qui nel campo a vedere, guardate che bella che è questa infiorescenza dell'issopo, questa pianta sacra, e io ben capisco perché è sacra, perché del resto, sai, favorendo il matrimonio, avendo io quasi 40 anni, non avendo ancora convinto nessuno a sposarmi, amore è un appello, io non ne posso più di raccontare tutte le volte che qua ci sono delle piantine che posso, adesso pianto tutto in casa, poi vediamo come va a fine ciclo delle puntate. Bene, andiamo però a parlare di quelle caratteristiche secondarie dell'issopo che non sono quella di favorire il matrimonio. Qui vediamo abbastanza bene rispetto a prima l'infiorescenza unilaterale. Si riesce a vedere anche dalle telecamere che un lato è completamente privo di fiorellini. Tutti quanti sono orientati come che abbiano girato verso l'altro lato, e qui si vede abbastanza bene. Sono fiorellini come quelli della salvia, della lavanda, molto allungati, poi bello questo colore blu-violetto. Questa addirittura è la terza fioritura che riescono a fare queste piantine, quindi già un bel Sono risultato. laboriose. Hanno lavorato moltissimo. E a proposito di laboriose, l'issopo per gli apicoltori è una pianta importante, fondamentale, perché le api vanno moltissimo qui a bottinare e raccolgono, caricano molto polline, molto nettare. È una pianta importante proprio come pianta mellifera per l'apicoltura, per gli apicoltori. Vediamo anche contemporaneamente sia l'infiorescenza, con i fiorini aperti, che i fiori sfioriti, pronti per raccogliere il seme. E se adesso io giro un pochettino l'infiorescenza, si vedono i semini, questi semini neri. Guardate, basta strofinare un pochettino che cadono, e sono quelli che danno origine alle piantine. Questa volta questi germinano con grande facilità, in poche settimane ci sono già le piantine nate. Un semino schiacciato, nero, con una punta leggermente bianca. Ci sono altri semi così fra le piante officinali, fra le piante selvatiche con questa caratteristica, ma sono privi di punta bianca. La lavanda stessa è sempre molto scura, così piccolina, volano via facilmente, sono leggeri, basta poco vento come stamattina, che si muovono con grande rapidità. Questi seminati danno origine quindi a nuove piantine. Potremo seminare adesso, aspettare la primavera, e avremo così l'estate prossima, l'autunno prossimo, già piante belle, rigogliose e fiorite. Poi ancora l'altra caratteristica di questa pianta, come si accennava prima, è il fatto di tagliare, spuntarle. Se non vogliamo avere questi rametti, queste infiorescenze brutte, quindi finita la fioritura, si tagliano, si recide tutto quanto e si aspetta la nuova fioritura, che avverrà nell'arco di poche settimane, 2 mesi circa, 1 mese e mezzo, già riprendono a fiorire facilmente. Semmai una piccola irrigazione dopo il taglio stimola il ricaccio, la ripresa vegetativa, e può accelerare un pochettino la fioritura. Non eccedete con l'acqua, però il fresco, il terreno fresco, leggermente umido ma non asfittico, è sicuramente di grande aiuto per lo sviluppo e il rigoglio di questa pianta, che non diventerà mai molto alta, ma la sua altezza mediamente non supera mai i 60-70 centimetri, 60 centimetri. Caspa abbastanza bene e niente di più. Cosa vuol dire caspa? S'allarga, sviluppa, si ramifica fin dalla base, quindi crea dei cespuglietti, da sotto si vedono qui tante ramificazioni diverse, e crea un caspetto, un cespuglio abbastanza largo. Quindi questo è il risultato di un seme, non di più semini Questo vicini. è un semino, un semino solo, una piantina, la quale con i vari tagli ramifica. Il suo sviluppo normale e le potature aumentano la capacità di accestimento, di ricaccio, di sviluppo di ramificazioni diverse, e qui le vediamo tanti fusti, ma partono tutti quanti da un unico punto centrale sotto,
E poi ancora la capacità di caspare, di sviluppare fin dalla base, è data da tutte queste nuove ramificazioni che si vedono sotto, i quali, se tagliamo la porzione sopra, loro prendono forza e riprendono a crescere abbastanza facilmente, dando origine quindi a nuove fusti, nuove ramificazioni e continuo sviluppo della nostra pianta. Volevo avvicinare questo fiorellino di lavanda perché da lontano tante volte il lissopo viene confuso con la lavanda, soprattutto all'occhio meno esperto. Sì, cambiano un pochettino, ci sono grosse differenze, però guardate il colore apparentemente simile, uno più violaceo, l'altro un po' più blu violetto. Cambia ovviamente la spiga infiorescenza della lavanda perché è completamente cilindrica questa qui, invece queste infiorescenze sono unilaterali, però il colore a distanza possono sembrare vagamente simili e possono trarre un pochettino in inganno. La differenza fondamentale è che la lavanda la usate per profumare le lenzuola matrimoniali, il lissopo invece per trovare qualcuno con cui condividerle, no? Bella questa definizione. Non proprio così, comunque. Cioè sono le nuove Quello. sono le nuove frontiere della botanica, tutto sommato, no? Adesso possiamo scrivere un libro a quattro mani, io e te, tu sugli usi tradizionali o su quelli innovativi. Innovativi potrebbe anche essere. Nuove prospettive. Cioè perché a fine del ciclo di puntate qui partiamo anche con la scrittura del libro a quattro mani, perciò state in campana, restate sempre con noi. Ciao. Oggi invece andiamo a preparare una frittata, una classica frittata, però cambiamo il sapore con l'issopo. Vi hanno ormai spiegato che cos'è l'issopo, quindi adesso andiamo a vedere come lo possiamo utilizzare in cucina. Rompiamo 2 uova, aggiungiamo del parmigiano, delle foglie di issopo, cercando di non mettere i gambi perché dopo sono un pochino duri sotto i denti, un po' di sale, andiamo a battere il tutto. Questa anche è una ricetta molto rapida, molto adatta alle signore e ai signori che per lavoro arrivano a casa, hanno poco tempo per cucinare. Andiamo a versare il nostro composto in una padellina con già l'olio bollente. Facendo ruotare leggermente il tegame prende un pochino la forma più rotonda. Pochi minuti. Dopodiché possiamo girarla e lasciarla ancora per pochi minuti dall'altra parte. Nel frattempo prendiamo un piatto per preparare l'impiattamento. Un pochino di carta. Tamponiamo la nostra frittata. E andiamo ad impiattarla. Guarnendo con 2 fiorellini di issopo.
Avete visto che meraviglia la frittata di Katia, ma soprattutto avete visto quante proprietà possono possedere queste piantine. Bene, questa puntata di Diffusion si chiude qui, io vi do appuntamento a domani. Domani puntata di iLife assieme al nostro amico Giuseppe Valentino, che ci parlerà di anagrafe condominiale, di circuito temporizzato radiocomandato. Questo sarà, scusate, uno degli argomenti delle rubriche di Giuseppe, e ancora una volta grazie a lui sfateremo uno dei falsi miti propagati da YouTube. Quindi non mancate, perché io vi aspetto qui. Ciao!